La Regione chiarisca lo scandalo degli appalti nelle mense ospedaliere. La minoranza in Consiglio regionale ha depositato un'interrogazione rivolta alla Giunta Zaia, ma facciamo un passo indietro. La vicenda è quella della bufera che si è abbattuta su Serenissima Ristorazione, gruppo con sede a Vicenza che è riuscito appalto dopo appalto a ottenere praticamente il monopolio della gestione delle mense ospedaliere in Veneto. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi è che l'opposizione in Consiglio regionale è tornata di nuovo in pressing sulla giunta regionale dopo le luci accese dal Consiglio di Stato e dall'ANAC, l'autorità anticorruzione, e soprattutto dopo che si è acceso il faro ben più luminoso della procura padovana, che è intenzionata a fare chiarezza. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 12 aprile 2022. Io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda la vicenda legata appunto al sostanziale monopolio della gestione delle mense ospedaliere in Veneto da parte di Serenissima Ristorazione, gruppo con sede a Vicenza, quello che viene definito lo scandalo appalti dalla minoranza in Consiglio regionale, che ha depositato un'interrogazione. L'assessore alla sanità risponde: leggo le notizie dalla stampa, la procura sta indagando. L'articolo di Laura Berlinghieri sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Ma noi voltiamo pagina e lo facciamo con una notizia che troviamo sul Corriere del Veneto. Siamo a Verona e commentiamo un fatto di cronaca. Trova delle merendine in caserma, il sergente prende a calci la recluta. Questo è il titolo. A Verona la punizione appunto di un sergente nei confronti di una recluta davanti ai colleghi. È stato condannato per violenza contro un inferiore. Il Tribunale Militare di Verona ha infatti condannato il sottufficiale per il reato di violenza contro un inferiore, sentenza che ora è stata confermata dalla Cassazione. La vicenda risale al 14 dicembre del 2017, quando in seguito a un'ispezione ordinata dal comandante era stato rinvenuto un pacchetto di merendine dentro ad un armadio. Si tratta di un alimento vietato dalla caserma e così, per punizione, era stato ordinato ai soldati appunto della camerata di fare delle flessioni, durante le quali però l'imputato aveva sferrato un calcio a un militare. Restiamo a Verona, ma ora parliamo di politica, delle elezioni amministrative. C'è il caos nel centrodestra. Meloni lancia Giorgia Meloni una sorta di ultimatum, un avviso al centrodestra unito durante un brindisi preelettorale in Fiera. La leader di Fratelli d'Italia dice: sarebbe curioso se solo a Verona ci presentassimo divisi, ma rimane ottimista e appunto è fiduciosa che Forza Italia si candidi assieme al centrodestra sostenendo Sboarina, perché la questione, come già abbiamo avuto modo di approfondire più volte in questo podcast, la questione delle elezioni amministrative a Verona è proprio legata al ruolo di Forza Italia, e infatti troviamo la notizia anche sul Gazzettino di oggi. Verona si allarga lo strappo su Sboarina tra Fratelli d'Italia e invece Forza Italia. C'è la candidatura di Flavio Tosi, che nel frattempo ha tappezzato la città di manifesti. Torna il sindaco. Forza Italia sta valutando se appunto sostenere l'attuale sindaco Sboarina, candidato ufficiale del centrodestra, oppure schierarsi con Flavio Tosi, che ha scelto lo slogan "Torna il sindaco". Forza Italia
dopo la convention un partito carico e dice dignità e orgoglio di correre da soli. Questa è la dichiarazione. Nel frattempo Flavio Tosi fa sapere che al ballottaggio sosterrà il centrodestra, mentre Sborina, sindaco uscente, dice io sono l'unico candidato del centrodestra. Insomma, un caos totale o quasi nel centrodestra. Il candidato del centro-sinistra invece, Damiano Tommasi, guadagna una nuova lista, un nuovo sostegno da parte della lista comune che si formerà tra Azione, il partito di Carlo Calenda, e Più Europa, il partito invece fondato da Emma Bonino e Benedetto Dalla Vedova. Il nuovo soggetto politico, ha fatto sapere in una nota, porterà nella competizione elettorale veronese le idee e i valori liberal-democratici, europeisti e riformisti che rappresentano il DNA dei due partiti, quindi a sostegno di Damiano Tommasi e della sua innovativa coalizione di centrosinistra e del progetto Rete. Il progetto sarà presentato domani, quello della lista comune tra Azione e Più Europa, domani in Piazza Bra a Verona, assieme al nuovo simbolo della lista e ai candidati alle prossime elezioni amministrative di giugno. Saranno presenti naturalmente gli esponenti dei due partiti. Proseguiamo, torniamo a parlare di sanità e in questo caso non più delle mense ospedaliere ma di assicurazioni. Il titolo sul Gazzettino di oggi: compagnie romene, è crack, buco milionario per le ULSS. In sostanza Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona, i direttori generali di queste ULSS devono onorare le polizze di 10 anni fa. City Insurance è fallita, l'altra assicurazione, la League, non risponde, il fondo di garanzia forse è incapiente. Nel 2012 l'inchiesta della procura e la gara revocata dalla regione, ora il contenzioso internazionale. Insomma, la vicenda riguarda due compagnie di assicurazioni romene, una delle quali è stata dichiarata fallita, 9 milioni di esposizione stimati dall'ULSS 8 Berica per il caso League Insurance, che appunto attualmente non risponde, mentre 70.000 è il numero di creditori di City Insurance, l'altra assicurazione, a cui è stata notificata l'apertura della procedura. L'articolo di Angela Pederiva sul Gazzettino di oggi. Chiudiamo con alcune notizie flash. Chioggia, la nave che era ferma in porto potrà salpare verso Mosca. Ne avevamo parlato ieri di questa nave, la Valery Vasiliev, che era in attesa da sabato al porto di Chioggia, è ora pronta a salpare verso Mosca. La partenza sarà prima entro il prossimo sabato. La capitaneria ha confermato lo sblocco e la Vasiliev sarà l'ultima nave a percorrere quella rotta. Finirà giovedì l'imbarco di 120 container, niente sanzioni, partenza appunto prima di sabato, ma sarà l'ultima, e quindi timori al porto per lo stop ai traffici. E il presidente del porto dice la crisi c'è, guardiamo avanti. Sono gli effetti sull'economia della crisi della guerra in Ucraina. L'articolo sul Gazzettino di oggi di Roberto Perini. Ancora a Bassano monta la protesta tra i pendolari, studenti e lavoratori chiedono più corse dei treni per Padova, che sono troppo pochi e troppo lenti. I pendolari che ogni giorno raggiungono Padova per studio o lavoro protestano perché le corse dei treni tra Bassano e la Città del Santo sarebbero troppo poche, appunto, e i tempi di percorrenza lunghi, 64 minuti per 47 chilometri. 3 anni fa la linea è stata elettrificata, prima pensate era addirittura a diesel, e i servizi sarebbero dovuti migliorare. Invece, secondo i pendolari, non è stato così, e anche la FIAB appoggia la protesta e parla di promesse non mantenute, chiede alle ferrovie di aprire il confronto. Demoscopica sul Veneto, la spesa turistica 2022 sarà in crescita del 12%, la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. 5 miliardi e 47 milioni di euro, la proiezione
relativa alla spesa turistica per la nostra regione in Veneto, che si colloca quindi in testa nell'analisi per livello regionale, davanti al Trentino Alto Adige, che ha invece 3 miliardi e 570 milioni previsti di spesa sanitaria, con una crescita però addirittura quasi del 30%, il 27,1%. È questo quanto emerge da una previsione dell'Istituto Demoscopica, che ha stimato i flussi sulla base dell'imposta di soggiorno rilevabile dal sistema informativo degli enti pubblici e dalle previsioni dell'Istat. Infine a Fimon, al lago di Fimon, nel comune di Arcugnano, nel Vicentino, è andato in pezzi l'angelo bianco del lago. Forse lo ricorderete, era una notizia di qualche tempo fa in questo podcast Sveglia Veneto. Il primo angelo bianco, opera non firmata, era comparso il 16 gennaio scorso sul braccio destro della croce di ferro dell'antica torre che sovrasta la frazione Torri, appunto, di Arcugnano nel Vicentino. Il secondo angelo, stavolta dalle forme femminili, sostanzialmente un manichino bianco, era invece spuntato dalle acque del lago di Fimon il 13 febbraio scorso. Sulla schiena aveva un verso di Morgan: svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Ebbene, ora si è rotto, è andato in pezzi, galleggiano nel lago di Fimon. Il sindaco di Arcugnano dice che spetta alla provincia la decisione se ripararlo o meno. La competenza sul lago non è del comune, e nei social prevale il sarcasmo. L'articolo sul Corriere del Veneto di oggi a firma di Ilenia Litturi. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.